L'elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Radio Libertà, che giorno è? In simultanea con noi quando sono scoccate le 19:39, insieme naturalmente a Francesco, meravigliosamente sulla tolla di comando in regia tecnica. Allora, intanto facciamo così, convenevoli formulaici partendo dalle temperature. La commissione interna ci comunica che in questi locali i gradi centigradi sono pari a 24,3 sopra lo zero, esternamente 24,7, 47% l'umidità, 1020,9 millibar la pressione. Poi, come sempre, l'abbraccio forte rivolto alla signora Clotilde, alla signora Carmela e alla signora Adriana Angela. Loro ci seguono, ma vi garantisco io che ci seguiscono pure dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Poi ancora le piattaforme dalle quali seguire Radio Libertà. Intanto la Radio DAB, assolutamente. Le applicazioni comodissime, le applicazioni iOS e Android, che vi permettono di seguirci ovunque voi siate sulla costa terrestre con i vostri telefonini, il sito radiolibertà.net e poi il profilo Facebook, indispensabile per orientarvi attraverso la programmazione di Radio Libertà, e dove ogni notte che il cielo manda in terra troverete le sinossi delle interviste che poi ascolterete durante, in diretta comunque sempre, durante Oltre la pagina. È un appendice, insomma, cioè, che giorno è un appendice? Non so, è un contenitore, che giorno è Oltre la pagina? Magari quando prima o dopo, un giorno o l'altro, mi verrà in mente anche di dare un nome unico, un contenitore con un nome unico e con 2 parti separate. Ma intanto andiamo avanti così, perché ci capiamo lo stesso. Parlammo, ci capammo. E mi manca Alexa, accendi Radio Libertà. Passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Twitch, il social di ultima generazione, e naturalmente YouTube, anche se un po' a targhe alterne. Naturalmente numeri liberi e anche il WhatsApp libero per chi volesse intervenire. Abbiamo 02 92 94 7222 per la diretta telefonica senza filtri né censure, e poi anche il servizio WhatsApp 340 670 9659. E andiamo a scoprire insieme. Intanto andiamo a darvi qualche informazione, comunicazione. No, è perché, scusate anche un po' il fatto che mi sono fermato, perché ho visto sul Corriere una notizia che un po', insomma, mi ha colpito venendo da quelle parti. Si è verificato un incidente in A4 tra Latisana e Portogruaro. Latisana in provincia di Udine, Portogruaro in provincia di Venezia. Auto su cantiere autostradale, 2 morti. È sempre stata un tratto di autostrada maledetto, e vedo che purtroppo si è verificato ancora una volta un incidente mortale. Andiamo avanti, vediamo cosa dice. Blackout in Spagna, l'esperta: l'energia prodotta senza controlli è un problema. Blair, transizione ecologica destinata a fallire. Tony Blair addirittura si è pronunciato. Comincia il conclave della curia romana, che Bergoglio ha esautorato. Parleremo, allora prendo destro da queste notizie che traggo dal sito del Corriere.it,
per anticipare allora, per presentarvi la sinossi della seconda intervista Oltre la pagina, che andrà in onda alle 14:35 con Corrado Cone. Allora, io nella sinossi mi sono permesso anche di fare un po' lo spiritoso, ma anche il cronista, riscoprendo cifre, numeri. Intanto non vorrei essere troppo, come dire, mondano, non vorrei, però all'estero ci sono i bookmakers sulle quote del Papa, e sappiate che Pietro Parolin è in testa, e viene quotato tra l'1,8 e il 2,5. Pensate che hanno già giocato su Pietro Parolin, ci sono già state $1.300.000 di puntate, che non sono le puntate di una serial televisivo. Fatto la battuta. Poi al secondo posto il filippino Luis Antonio Tagle, $800.000 di puntate, quotato dal 3 al 4,8%, il magiaro Peter Erdo, $400.000, il ghanese Peter Tarkson, e chiude l'altro italiano Matteo Zuppi, $270.000. Questo è, in Italia non si può. Confesso, ero andato, stavo mettendo insieme il materiale dove si spiegava per quale motivo non si può in Italia, ma poi l'ho perso. Mi dispiace, non so dirvi perché non si possa fare. Credo che tutto sommato si possa anche capire che scommettere il Toto Papa non è proprio insomma, non è tanto per la quale, diciamo così. Posso dirvi che c'è la profezia del santo arcivescovo Malachia, però non mi ricordo che qualcuno diceva anche Malachia. Fatemi sapere se Malachia o Malachia. È una profezia del 1139. Secondo questa profezia la Chiesa chiuderà i battenti nel 2027, causa giudizio universale. C'è una telefonata. E allora cosa? Aspettate, la profezia dice che la Chiesa chiuderà i battenti nel 2027 con il Papa che avrà il nome, l'ultimo Papa avrà il nome del primo Papa, Pietro. E guarda caso chi c'è in lizza? Pietro Parolin, c'è Peter Pietro Erdo e c'è Peter Tarkson Pietro. Quindi 3 Pietri per mettere la pietra sopra definitiva, secondo la profezia di Malachia o Malachia. Sapete che con gli accenti sono una frana tutta. Beppe, tu che sai, come si dice, Malachia o Malachia? Beppe Braga è il responsabile del nostro sito radiolibertà.net. Sì, grandioso. Grazie, c'è una telefonata, se non sbaglio. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno Pellegrini. Senta, stamattina io faccio una telefonata di denuncia. Si dovrebbe discutere in questa trasmissione, perché sono veramente fuori di me, sono veramente incazzato nero, fuori da ogni grazia di Dio. Tu dici, ma come, ci sono le guerre in Ucraina, a Gaza, in Sudan, ma quello che mi ha colpito stamattina è una notizia che è passata in secondo piano, che per me io avrei messa proprio in prima pagina. Ma come si fa? Un essere umano, un bipede, va bene? Che riesce a fare quello che ha fatto un tizio, penso a Modena, che è uscito dal bar e ha mozzato con un coltellaccio di cucina la coda al cane, un simpatico innocuo border collie, che non ha fatto male a nessuno questa bestiolina. Va bene? Ma come si può fare un gesto del genere? Viene solo denunciato per maltrattamento degli animali, tra l'altro con altri presenti che nessuno è intervenuto, va bene? Io penso in dire, siccome Modena non è una città molto grande, io non gli farei nessuna violenza fisica, nessuna vendetta, solo guardarlo in faccia. Ognuno che lo incontra, invito gli abitanti di Modena a guardarlo e a sputargli in faccia, perché vede Pellegrini, se lei ci fa caso, l'uomo è l'unico animale che uccide per il gusto di uccidere. In natura ci sono i predatori che uccidono ma per mangiare, per sopravvivere, e quando hanno mangiato finisce lì. La crudeltà, la ferocia, l'infamia di questo essere deve essere condannata in pubblico ludibrio. Invito gli abitanti di Modena, chi lo incontra,
guardarlo prima in faccia e sputargli in faccia, perché questa bestia non ha posto neanche resistenza, perché si fidava di lui, va bene? E lui ha fatto un lamento. Ma come si può fare una cosa, un gesto del genere? Scusi, Pellegrini, ma No, mi consenta questo poco. Arrivederci. Mario, hai azzeccato. Chiaramente questi sono spazi a vostra disposizione, chiaramente non si deve esagerare perché è uno spazio pubblico, no? Per strada vi mettereste a urlare o cosa? Non ha urlato infatti Mario, ogni tanto queste esternazioni, quella volta con la Francia andò giù pesante, diciamo, è lì, cioè è giusto anche che è uno speaker corner questo spazio. Questa volta devo dire, Mario, sono completamente d'accordo con te. Cioè, proprio quando sento, cioè, l'animale ha detto, l'uomo è l'unico animale che uccide per il gusto di uccidere, Mario. Aggiungo che gli animali che maltrattiamo, cioè non lui e non io, ovviamente, non voi, ma che qualche, mi fermo lì, maltratta, sono sempre animali innocenti. Sono animali innocenti. E torturarli sono come i bambini. Quindi Mario, credimi che se non fossi dietro il microfono e quindi dovessi tenere mantenere un certo contegno, urlerei più di te, e io venendo dal Friuli e dal Veneto condirei le mie urla anche con parole blasfeme, con frasi blasfeme. Vabbè, andiamo. Mario, io provo a fare allora un discorso invece un po' più, parliamo di cose che riguardano la spiritualità proprio, cioè riguardo la Chiesa con Corrado Cone. Stavo facendo un po' di numeri e quello che verrà eletto sarà il 267esimo Papa. Questo formato, chiamiamolo così, questa struttura si ritiene dal 1276, quando Gregorio X diede appunto questo, stabilì che il conclave diventava tale, cioè i vescovi che votavano dovevano essere chiusi cum clave, con chiave, dovevano essere chiusi a chiave e non venire fuori finché non usciva il nome del nuovo, stavo per dire il nuovo sindaco. Oggi si vede che sono un po' blasfemo. E poi ci sono, insomma, del 1621 Gregorio XV introduce l'obbligo del voto segreto e scritto, e poi ancora questo che inizia martedì sarà il 76esimo mercoledì, 76esimo conclave con appunto l'attuale format, si vede che oggi mi escono. Sarà la 26esima volta che verrà eletto un papa sotto la cappella, sotto l'arco della Cappella Sistina, quindi sotto il diluvio universale di Michelangelo, insomma. E
momento per fermarci, per riflettere, per dire, ma lo dico proprio oggi, si vede che sono così. Dove cazzo stiamo andando? Cioè, allora io comincio, nasco, bla 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 bla, cresco, studio, mi innamoro, mi riproduco, mi diverto, mi incazzo, faccio baruffa, poi riprendo, poi divento vecchio, poi mi ammalo e poi? Cioè, valeva la pena? Valeva la pena? Cioè, tutto questo, ha detto, credo Vittorio Sgarbi, che quello che vale la pena di essere vissuto nella vita intera di un uomo dura se no 2 ore. Magari è una frase, lui vuole dare una valenza oggettiva. Quanto vale veramente? Cioè, tutto questo ripetersi quotidiano della nostra esistenza, valeva la pena? Per quei 3-4 momenti? Quando è che vale la pena vivere? Quando sei bambino sempre, tutta la vita. Poi per quanto mi riguarda, quando ti innamori, e poi quando scopri qualcosa di interessante, ma lì già comincia. Quando hai mangiato del buon cibo e bevuto del buon vino, ma valeva la pena che qualcuno mi tirasse giù da dov'ero in un cosmo infinito, dove non avevo nessuna rottura di scatole, dove me ne stavo là intonso e intangibile, senza dovermi preoccupare di esistere, valeva la pena? E allora io chiedo alla Chiesa anche di spiegarmi se valeva la pena. Probabilmente la Chiesa mi dirà: non valeva la pena, tu non devi è che la domanda è sbagliata. Perché sapete, quando sento dire la vita è un dono di Dio, no, scusate, no, fermi tutti, fermiamola tutta. Io non l'ho chiesto questo dono, io non l'ho chiesto e non sono l'unico. Io non l'ho chiesto, non è un dono. Mi son trovato, mi ci avete messo qualche stupidotto di spermatozoo che ha fecondato qualche stupidotto di ovulo. E quindi che la Chiesa mi aiuti a vedere se posso trovare un modo per ingannarmi poi, sostanzialmente, perché alla fine la realtà secondo me materiale resta quella, ma almeno che la spiritualità mi inganni, mi distragga come fa la filosofia. Mamma mia. No, scusa. Sì. Anticipiamo. Allora, parleremo di questo e prima ancora invece geopolitica con il professor Silverio Allocca, il rapporto Trump-Giorgia Meloni e soprattutto un new entry in Europa, Merz che ha fornito i missili, come si chiamano? Dopo ve lo dico. Ha dato il via libera a fornire i missili all'Ucraina, andando in ordine completamente opposto alla vecchia, diciamo al vecchio governo. Lui è un cancelliere in pectore e questo significa che, lo ha anche detto in campagna elettorale, lui vuole fermare gli Stati Uniti. In pratica Merz, cancelliere tedesco, non vuole che Trump metta le mani sulla terre rare e questo potrebbe dargli delle posizioni di leadership in Europa. E poi, poi c'è tutto il resto, come il professore Allocca. Ci fermiamo qualche minuto prima per motivazioni tecniche, ma state lì perché per le stesse motivazioni ritorneremo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Dal produttore al consumatore, Sicurbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni e oggi ti presenta Dialogos, l'unico antifurto senza fili che ti permette di rimanere in casa d'allarme inserito e a finestre aperte. Sicurbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo.
Ma li avete sentiti? Ve li ricordate? Ecco, salutiamo Francesco, lo ringraziamo davvero. I motivi per cui vale la pena. Ecco, questa canzone mi ha fatto tornare in mente un motivo 1980 per cui forse vale la pena venire al mondo, esistere. Non lo so. Allora, abbiamo iniziato i genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del decimo primo giorno di Fiorile, mese del calendario repubblicano. Allora, avete sentito, sono i Crisma questi, Maurizio Arcieri, il milanese Maurizio Arcieri e la svizzera, l'elvetica Cristina Moser, se non ricordo male, la bellissima Cristina Moser, Crisma. Lui è scomparso 10 anni fa ormai, io mi ricordo, c'era una trasmissione 2009-2010 di Chiambretti era approdato a Mediaset e loro erano degli ospiti fissi, pazzi meravigliosi. Lui all'epoca aveva già, credo, Maurizio Arcieri, era il 2009, quindi 66-67 anni, ma un folle meraviglioso e geniale perché cioè Maurizio Arcieri ha lavorato con Andy Warhol e i massimi geni della seconda metà del Novecento, artisti, e infatti lui aveva fondato un gruppo che si chiamava i New Dada e lui ha detto: io il punk non l'ho vissuto, l'ho inventato. Davvero è una figura anche abbastanza inconsueta nel panorama italiano, non solo musicale. Di solito questi geni assolutamente fuori dalla norma escono dal circuito, vengono in qualche modo messi in periferia, si tende a farli diventare delle macchiette. Loro stessi si avvitano, si avviticchiano, diventano quasi la caricatura di se stessi. Maurizio Arcieri no, è stato fino all'ultimo geniale, folle e geniale, e tra l'altro ha composto anche successi di livello mondiale, anche come questo che abbiamo sentito. Oggi qua c'è qualche leghista d'antico stampo che sa correggermi nel caso sbagliassi. Oggi è la festa è la vigilia, non è la festa di Beltane. Spero che la pronuncia sia giusta. Si parla di druidismo. Mentre questa è un pochino più, come dire, sembra truculenta, è la celebrazione in onore degli antenati, è una celebrazione voodoo che si chiama Manger les Morts. Ve la traduco? Anche no, Pellegrini. Anzi, anche no, Ciccio Barbù, il mio avatar. Oggi è il genetriaco di Elio Toaf, che è stato rabbino di Venezia e Roma e che recentemente in un articolo è stato citato come se fosse ancora vivo. Avrebbe 110 anni, comunque è morto a 100 anni. Una figura molto carismatica, molto sicuramente per gli ebrei, ma anche per gli altri, insomma, era sempre in qualche modo era coinvolto nella vita politica italiana, insomma, una personalità di grande rilievo. Sì, adesso che ci penso, il senso della vita potrebbe essere questo: goditela. Ma non si, cioè, uno vorrebbe anche, ma non ci si riesce. Poi diceva Rousseau che il lavoro è la cura per alcuni veleni, uno il bisogno e l'altro la noia. Però lavorare non te la godi. Vabbè, andiamo avanti così. E se uno è fatto male, cose che ho da dirve, putei. Ieri ci sono stati i funerali di Giancarlo Gentilini, c'era anche
personalità, c'era a seguire il feretro, ho letto sul gazzettino velocemente, anche un venditore ambulante bengalese che ha detto Gentilini era unico, quindi come vi dicevo. Edmeo Lugaresi, che è stato presidente del Cesena Calcio, che ha riportato il Cesena Calcio in Serie A, portò Cesena anche a disputare, se non sbaglio, quindi la Coppa UEFA, e in un'intervista disse: giochiamo in Provenza, ma non so in Provenza di cosa. Chiaramente una squadra francese. Poi abbiamo, non so se sia ancora, è stato un buon tennista, lui era fiumano, molto amico di Pietrangeli, ma anche poi di Panatta, è stato il tennista italiano più alto, era 197 centimetri, Orlando Sirola. Sono appassionato di tennis e quindi quando trovo queste chicche, insomma, io le metto. Poi si parlava venerdì nella trasmissione, nello speciale onda, no, oltre Movie Time, c'era anche Rocky 4 e tra i suoi protagonisti ha avuto anche una nomination all'Oscar Bart Young o Young, perché il cognome Young avevo in classe al liceo un compagno di classe che era figlio di un pastore americano, era Young, però appunto a seconda dell'origine può essere Young o Jung. Comunque lui in realtà si chiamava De Luise ed era di origine italiana. Io me lo ricordo anche una bellissima interpretazione in un bellissimo film, mi sembra di quel regista italiano che è morto, Alatri, se poi mi sbaglio Alatri è vivo, gli ho allungato la vita, e se è morto mi dispiace perché era un regista molto bravo secondo me. Americano Rosso, lui era l'italo americano dei Pesciolini, un caratterista, ma sicuramente è grazie anche a caratteristiche come Bart Young, che era appunto l'allenatore di Rocky, e grazie a caratteristiche come Bart Young o Jung che Vincent Jung o Young era Bart Young, il vice, l'allenatore di Rocky. Ne abbiamo parlato venerdì, ma non di lui. Comunque lui era italo-americano, De Luise, il suo nome, De Luise, sì, De Luise. E andiamo avanti con Maurizio Arcieri, ve l'abbiamo detto, grandissimo. Poi un'attrice che ha avuto due nomination, era molto considerata, Jill Clayburgh. Poi abbiamo una regista importante come Jane Campion. Allora è un lusso poter raccontare una lunga storia. Lei ha avuto 2 nomination, 2 Oscar. Il primo Oscar, un film celeberrimo, Lezioni di piano. E Saluto Sveva, approdata meravigliosamente sulla torre di comando energia tecnica. E allora vi ripeto i numeri di telefono perché per motivi tecnici, se avete chiamato non c'era la possibilità tecnica di rispondervi. 02 92 94 7222. Il WhatsApp è sempre il medesimo, cioè 340 670 9659. Volevo segnalarvi anche un film che non poteva rientrare in oltre Movie Time di venerdì, ma un film bello potente, bello forte, e l'ho visto anche con qualche pregiudizio, perché non è che Jane Campion mi sembra sempre un po', lo sapete, la regista donna, il femminismo, tutte quelle storie lì, quelle spinte che sono in realtà Lezioni di piano è un bellissimo film, in realtà. Però ogni tanto c'è non il pregiudizio verso le registe donne, no, c'è il pregiudizio verso il fatto, perché Donna è la regista di un film che a me è piaciuto tantissimo come Strange Days, quindi figuriamoci se me ne importa qualcosa. Però quando in realtà non è solo verso le registe donne, verso chiunque venga pompato dalla critica, ma
insomma, ma è un film mica per tutti. Tu non hai visto Jane Campion, anch'io sono un po' così, però non mi piace essere così, per me, e diffido di chi è così, quindi devo diffidare di me stesso, e quindi la ragione di vivere dov'è? Valeva la pena venire al mondo? Resta quella domanda lì. Ecco, per passare il tempo, secondo me in maniera molto appassionante, nonostante sia uno dei film più lenti che abbia mai visto, Il potere del cane. È un film, che io sono rimasto a bocca aperta a guardarlo. È un film che rasenta alla perfezione, e che le ha dato il secondo Oscar, naturalmente, per la regia. Poi ormai mi dispiace sia finito, adesso mi dispiace sia finito così, sta 1 miliardo di volte meglio di me lui, però siccome fino a qualche anno fa era un accademico autorevole. Ti piace la menta? Sto parlando di Alessandro Barbero. Da quando si è scatenato, a sinistra, è diventato un po' una macchietta. Già lui un po' fa sorridere perché sta faccia tonda. Pellegrini, parli tu con la faccia che ti ritrovi? Beh, non ho quella faccia lì comunque. E poi si chiama Barbero, quindi può essere ironico. Pellegrini, ti chiami Pellegrini, cosa fai? Ironia? Certo, poi faccio ironia sul mio cognome, posso fare anche su quello degli altri. E poi è sempre che ride quando parla, no? Solo che è uno storico autorevole, cioè ascoltarlo, ti permette di venire a conoscenza di molte informazioni che non trovi da altre parti. Ma adesso, ti piace la menta? È diventato un po', quasi, non dico caricatura di se stesso perché sembra mancare di rispetto, però vorrei dirgli, lo conoscessi, il professor Barbero, lei non aveva bisogno di andare là in piazza con Michele Sera, quella gente lì. Lei anzi, eh, se vuole fare, diciamo, sostenere una certa parte politica, proprio con la sua autorevolezza, la può sostenere nel modo migliore. Questo secondo me, ma non sono affari miei. Invece sono affari miei perché ha lavorato in Rai, sontuosamente pagato, e non si è mai capito. Vi ricordate, lo prendeva in giro anche Crozza, il risparmiatore, Alan Friedman, che schierandosi a sinistra si è guadagnato la carriera. Poi questo invece è il classico regista di cui diffidare. Lars von Trier, mamma mia. Ecco, Lars von Trier, se te lo nomina qualcuno, diffida, perché è quel regista che ti gira un film e che ti propone un film come fosse un capolavoro, ma sotto il capolavoro niente. È un bluff, non è uno scarso, non è da cinepanettone, anche se credo che magari, io non ho mai visto un cinepanettone in vita mia, però hanno permesso al cinema italiano di incamerare tanti soldi. Un bluff, insomma, e quindi quelli che ti dicono: Lars von Trier. Ci si può ingannare, eh? So che, mi stava ingannando, poi ho visto 2 o 3 cose e ho detto: "No dai, lascia perdere". Un film deve essere come un sassolino in una scarpa, ha detto il danese Lars von Trier. Sembra quasi il nome di una birra. E poi, è un'attrice che piace, a me no. Credo sia brava, ha avuto già una nomination, sa le sincronicità junghiane. Lei compie gli anni oggi, si chiama Kirsten Dunst ed ha avuto la nomination per il film Il potere del cane, per la regia di Jane Campion, che compie anche lei oggi gli anni. Ha detto una frase, credo sia sua, non credo sia un personaggio di un film da lei interpretato. Ha detto: "Quando mi tingo i capelli di rosso attiro uomini migliori, più premurosi, più intellettuali". Sveva, tingiti i capelli di rosso e poi sappici dire. Quelli di rosso, io ho sempre avuto questo pregiudizio. Forse sarà sessismo. Se una donna si tinge i capelli di rosso, per me ha dei problemi.
Però in realtà anche questo è solo un pregiudizio, certamente perché magari anche farsi crescere il barbun così o avere sempre questo capello qua significa avere magari delle mancanze di equilibrio interiore, quindi io l'ho detta pesante, come se fosse avere dei problemi, come se non li avessimo tutti. Una amica ex, perché sono 30 anni che non ci vediamo, laureanda o specializzanda in psicanalisi, mi diceva che comunque parlavamo di queste cose, mi diceva: guarda, non preoccuparti perché siamo tutti borderline, cioè siamo tutti sull'orlo, insomma, della normalità o della follia. E poi il dottore che ha portato in mano la legge, Basaglia, se non sbaglio, disse: da vicino nessuno è normale. Quindi vabbè, queste sono banalità. Vediamo cosa avete scritto. Allora, sono davvero felice di sapere che anche qualcuno la pensa come me. La vita è uno schifo per lo più, ci sono pochissime gioie. Per quanto mi riguarda, vivere è stato solo un gran dolore, sofferenza, solo un lavorare per pagare. Per finire mi toccherà pure crepare, ergo era meglio non nascere. Beati i miei fratelli e sorelle abortiti. No, perché ho detto le stesse cose io prima, ho detto in maniera, questo ascoltatore che non vedo il nome, ha riassunto in maniera esemplare un concetto che io spesso, dovendolo esprimere anche verbalmente, stando attento che non vuole essere frainteso, ho espresso in una maniera un po' più fumosa, forse mi piacerebbe dire articolata. Lui in 3 righe e mezzo ha riassunto. Beh, sì, sì. Ognuno poi ci rifletta e veda, perché uno mi dice: no, ma sono contento della vita. Non fare il furbo, non puoi dire il contrario. Se dici che la vita non ti piace, sei fottuto. Però sei sincero? Valeva la pena davvero vivere, venire al mondo? E devi darti una risposta sincera. Quello è il punto. No, la vita è un dono, la vita qua, la vita là, la vita corre veloce, la vita. Vabbè, ripeto, è chiaro che devi dire così. È chiaro che che devi dire se vai a casa, è chiaro che devi dire che è bello, mi piace il mio divano, mi piace la mia televisione, mi piace il mio microonde, mi piace il mio letto, mi piace quello che ho in casa, perché no, addirittura potresti anche dire non mi piace, cambiarlo. La vita no, non la cambi, non puoi dire non mi piace perché non la puoi cambiare. Non è che da Amazon prendi il reso entro 30 giorni, potete riprendermi la vita per favore, non l'ho chiesto, è stato un ordine errato, non l'ho fatto io, mi è arrivata, me l'avete spedita con il pacco. Vita di Pierluigi Pellegrini non la vuole, Pierluigi Pellegrini non l'ha mai ordinata, tenetevelo e rimborsatevi, però risarcitemi, non fate i furbi. Ecco, non puoi farlo e allora ti tocca dire che bella la vita. Poi io parlo anche, non so, parlo anche perché ho la bocca naturalmente, e per esempio non posso permettermi di parlare per chi ha dei figli, perché forse i figli significa vedere quella continuità, vedere qualcosa che chi non ha figli non vede, ma probabilmente anche chi non ha figli è perché ha visto quella cosa lì che cioè non vale la pena venire al mondo. È un dibattito, ripeto, specioso, mi sto ripetendo troppo, che però rientra in quello che sarà l'argomento dell'intervista con Corrado Cone, dove va la Chiesa. Quante volte anche qui in radio, anche proprio con certe uscite di Bergoglio, si diceva Bergoglio perché è castigliano, non è italiano. Dicevamo tutti Platini, no Platini. So io perché alzo la voce. Chissà, anzi non so neanche più mi ascoltino coloro de cuius. E dicevo che si commentava, no, ma io voglio risposte esistenziali dalla Chiesa. Il discorso di Ratisbona di Papa Ratzinger, non c'è fede senza ragione, non c'è ragione senza fede, comincia a essere una risposta.
Però è anche vero che questo ritorno, per esempio, poi anni dopo, quando ho letto il discorso sulla vecchiaia, sugli anziani, nel giorno dell'anziano, di questa volta di Bergoglio, sono rimasto anche lì e sono rimasto illuminato. Dice parole ed esprime valori incredibili. Quindi non è che Bergoglio abbia voluto darci le stesse risposte che voleva darci, che ha cercato di darci Ratzinger, seguendo però percorsi diversi. Voglio ricordarvi, su Italia Oggi, qualche settimana fa, era riportato un vecchio articolo, uno spezzone di un vecchio articolo, un vecchio editoriale di Ratzinger, quando era ancora un professore, un teologo professore, nella fine degli anni 60, 67-68, diceva che di fronte alla globalizzazione montante che stava arrivando, la globalizzazione sì, nasce negli anni 90, ma si comincia a parlare già negli anni 60, e il materialismo, l'unica strada per la Chiesa, che non potrà concorrere con le altre forze, con gli altri poteri, l'unica cosa per la Chiesa è tornare alla spiritualità, quindi tornare agli ultimi, tornare ai poveri. Ratzinger nel 67 e non Bergoglio nel 2024. Sì, chi mi conosce lo sa, non so più carabiniere, lo so, qualcuno dice che siano diventati 37-38, mi fa anche piacere, anche se mi chiedo, non avete meglio da fare che stare a sentire Ciccio Barbò. Chi mi conosce lo sa, e stasera alle 21 c'è qualcosa che mi sta bloccando lo stomaco da ieri. Mamma mia. Allora, ci fermiamo per un intervallo musicale, Sveva, e poi andiamo a leggere qualche sondaggetto. I New Dada di Maurizio Arcieri, fantastici. Un beat italiano anni 60. Mi stava dicendo fuori onda Sveva che ci sono stati dei problemi in metropolitana, non si è capito se una persona, poi magari vado a cercare tra le ultime notizie, se ha cercato di buttarsi o c'è stato un malore. Mi è venuto in mente, visto che stavo parlando anche di film, di cinema, eccetera, la serie di grandissimo successo di qualche anno fa, quella con l'enorme, meraviglioso Kevin Spacey, House of Cards. E allora, adesso faccio un annacoluto, ma arrivo subito, rientro in carreggiata. Trovo che la metropolitana sia un mezzo meraviglioso, straordinario. Io la adopero poco perché preferisco muovermi a due ruote, e quando la adopero sempre con la mia compagna, altrimenti mi perdo come un bambino, mi disperdo.
Ma comunque, quelle volte in cui lo adopero dico sempre: "Ma che bello", perché qui a Milano, nonostante quel sindaco che c'è, la metropolitana funziona. Allora, in House of Card, a un certo punto, non so se l'hai mai visto Sveva, c'è una scena dove il protagonista, Kevin Spacey, che è il presidente degli Stati Uniti, o che sta diventando presidente degli Stati Uniti, deve liberarsi di una giornalista che gli aveva garantito degli aiuti illegali per ottenere voti, e lei a un certo punto, lui anche ha una relazione con lei poi si stanca e lui allora ha capito che deve eliminarla, altrimenti va a denunciare il fatto. E dov'è che la elimina? In metropolitana. Lui tutto intabarrato, che vi Spacey intabarrato, nascosto dietro un muro, lei sta aspettando la metropolitana, mentre la metropolitana arriva lui pam! E gli dà la spinta. Non sono più riuscito a prendere la metropolitana con la mente libera da quell'immagine. Fiducia del consumatore nelle imprese, sto leggendo un dato Istat, in diminuzione da 95 a 92,7, e poi da 93,2 a 91,5. Questo è la fiducia delle imprese, la prima 95-92,7, quella dei consumatori. Togliamo la condivision, abbiamo ancora contratti collettivi e retribuzioni contrattuali. Primo trimestre del 2025, i 40 contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica riguardano il 52,7% dei dipendenti, cioè 6,9 milioni di persone, e corrispondono al 50,7% del monte retributivo complessivo. Chiudiamo, condivisione, poi ancora un dato Istat e poi due sondaggiati. Abbiamo fatturato dell'industria e dei servizi. A febbraio 2025 si stima che il fatturato dell'industria sia diminuito in termini congiunturali dello 0,4% in valore e dell'1,3% in volume. Chiudiamo. E poi 29, dai che ce la facciamo. Allora, questo è: gli italiani e Papa Francesco, che cosa resta da 12 anni di pontificato? Demopolis per 8,5. Allora, l'impegno per gli ultimi 58%, gli inviti alla cura dell'ambiente 51%, poi abbiamo dunque le scelte di apertura della Chiesa di Papa Francesco sono irreversibili per il 53%, non sono mature e rischiano di arenarsi il 38%, non sa il 9. Vediamo, e poi vediamo. E l'ultimo sondaggetto, quando sono le 13:29. Allora, intenzione di voto della SVG sempre per la 7. Abbiamo Fratelli d'Italia 30,3, poi abbiamo Partito Democratico 22, Movimento 5 Stelle 12,4, Lega 8,8, Forza Italia 8,7, Verdi e Sinistra 6,2, Calenda Azione 3,4 e Italia Viva Renzi 2,7. 13:30 spaccate. Je suis puntual, va lì. Perfetto. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Oltre la pagina Radio Libertà e andiamo ad affrontare il primo tema di questa giornata. Parliamo degli equilibri geopolitici europei e naturalmente il rapporto fra Trump e Giorgia Meloni e anche questi movimenti del cancelliere in pectore Friedrich Merz, che sta diventando una sorta di pretendente al trono, forse, non lo so. Ne parliamo con il professor Silverio Allocca, che ne ha scritto sia sul Nuovo Giornale Nazionale che sugli statigenerali.com. Professore, bentornato ai nostri microfoni. Ciao. Buongiorno a voi, grazie, ciao. Allora, ci sono tanti aspetti da analizzare, come si sta muovendo Giorgia Meloni. Tra le tante cose che mi hanno colpito che tu hai scritto c'è anche siccome è in sordina, siccome non se ne parla molto, però in effetti il Merz si sta muovendo in un certo modo, per esempio accettando di fornire i missili all'Ucraina, va in esatta direzione contraria rispetto al precedente governo, il governo uscente di Scholz. Quindi, Sì. Quindi si propone con una discontinuità. Poi Macron, io mi ricordo scritto che avevi fatto un editoriale su Macron, insomma lasciamo perdere, non è il caso. E la van der Leyen, anche lei fa la figura, prima era europeista, poi atlantista per far favore a Biden e difatti Trump non la può vedere, e Giorgia Meloni deve stare attenta a non andare incontro alle accuse di trasformismo. E Merz invece intanto si propone come diciamo leader europeo, e soprattutto, tu hai ricordato, in campagna elettorale, poi ti do la parola, lui ha detto che in campagna elettorale avrebbe fatto gli interessi della Germania e dell'Europa anche contro gli Stati Uniti. Forse non ha detto proprio contro, però avrebbe difeso, quindi aveva già accennato. Poi è un politico di lungo corso, forse tra i politici attualmente diciamo in voga in Europa è quello che ha una più lunga militanza, credo sia anche il più anziano, tra le altre cose. A te allora la parola per farci il quadro generale della situazione, professore. Allora, diciamo che il quadro generale è abbastanza, come dire, complesso, nel senso che seguendo più o meno le orme di Trump, tutti si muovono dicendo tutto e il contrario di tutto. Quindi noi abbiamo un Trump che tratta malissimo Zelensky, addirittura gli imputa di essere un altro poi il guerrafondaio, che spinge per un conflitto, una terza guerra mondiale. Abbiamo il Starmer, il premier britannico, che tutto sommato non si capisce bene per quale motivo abbia ai primi di marzo organizzato quell'incontro a Londra per decidere con i partner europei che cosa fare in relazione al conflitto ucraino. Si è subito mosso per promuovere addirittura l'invio di truppe sul terreno, salvo dopo aver gettato l'ennesimo sasso nello stagno, aver ritrattato praticamente tutto, perché dice è recente la sua dichiarazione, dice ma senza gli Stati Uniti non si può fare nulla, e l'affermazione stupisce abbastanza, perché dico ma lui li legge i giornali
o se n'è stato per un lungo periodo in un ritiro spirituale in Tibet oppure in qualche igloo sperduto nell'Artico. Perché fondamentalmente la dichiarazione di non volersi coinvolgere militarmente nel conflitto in Ucraina è stato affermato tanto da Biden quanto ripetutamente da Trump. Ora, perché fare una dichiarazione di intenti ai primi di marzo che poi palesemente avrebbe dovuto ritrattare alla fine, anche perché poi ha giustificato il tutto recentemente dicendo beh sì, perché poi se ci fosse questo coinvolgimento, questo invio, la presenza di truppe europee sul terreno ucraino, questo potrebbe essere un incentivo, diciamo un segno di escalation. Ora, lo poteva dire anche prima. Diciamo che quello che emerge da tutto questo è che per certi versi noi abbiamo Trump che porta avanti la sua politica che punta sempre a un grande obiettivo, di fatto quasi realizzato. Da una parte compattare gli Stati europei, dall'altra andare a minare la possibilità della costituzione di una unificazione europea vera e propria. E in questo contesto si inserisce anche un po' il dissidio che c'è con la von der Leyen. Vado a chiarire un pochino meglio la cosa. Nel momento in cui Starmer, che secondo me non ha agito, è un'opinione ovviamente questa, personale, non ha agito senza aver concordato tutto con gli Stati Uniti. Perché? Perché nonostante il suo pronunciamento apparentemente diametralmente opposto per la questione della guerra in Ucraina, fatto a Londra i primi di marzo, ha ribadito che l'alleato principale, l'alleato per antonomasia, l'alleato per eccellenza restano gli Stati Uniti. Quindi non c'è una posizione effettiva di contrasto. E se non c'è un contrasto, perché apparentemente si muove contrastando? Perché tutto sommato, anche se l'Inghilterra, la Gran Bretagna è fuori dall'Unione Europea, di fatto con questa mossa ha fatto sì che innanzitutto si evidenziassero quelle che erano le posizioni dei vari paesi europei, ma soprattutto si emergessero quelle tensioni, quei distinguo fra paesi più interventisti e paesi più prudenti, tra i quali il nostro. E in questo senso è un elemento aggregante, è un'azione aggregante e divisiva allo stesso tempo, che finisce per ribadire che cosa? La centralità del ruolo degli Stati Uniti. Quindi, signori, noi ci troviamo, parliamo, alziamo gli scudi, però poi ci dobbiamo rendere conto, tocchiamo con mano che senza gli Stati Uniti non si può fare nulla. Quindi ci siamo ben divisi, ci siamo ben accusati gli uni con gli altri, però poi facciamo parte tutti dell'alleanza atlantica e prendiamo disposizioni, ordini dagli Stati Uniti che fanno e disfano, decidono sul bello e sul cattivo tempo. In questo senso, per certi versi, l'altalenante posizione della von der Leyen credo che sia, come dire, la von der Leyen sia in una fase di ritorno, quindi è partita come europeista, è partita come lei che addirittura aveva promosso una cassa integrazione europea garantita da tutti i paesi, quindi già come dire un passaggio, un qualche cosa che abitua tutto sommato i vari governi europei a ragionare in termini corali. Poi c'è stata tutta la questione legata al Covid, le trattative, la gestione dell'acquisto dei vaccini, poi ci sono state accuse per quello che riguarda il suo dirigismo politico e il suo interventismo in Ucraina. Adesso mi sembra che abbia sfruttato il discorso del riarm europeo anche in un'ottica completamente diversa, cioè approfittando di quella che è la situazione di debolezza degli Stati Uniti che non possono fronteggiare
contemporaneamente Russia e Cina, e quindi chiedono un maggiore impegno da parte degli europei, da parte degli alleati, per quello che riguarda l'esposizione finanziaria pro difesa, diciamo, toglie la palla al balzo e vara un piano. E nel momento in cui ha diffuso la notizia con cui appunto rendeva conto del lancio di questo piano, è molto interessante notare che non cita, dice è una misura che deve essere adottata per fronteggiare i molti pericoli, le minacce che gravano sull'Europa. Però guarda caso non cita mai la Russia. È ovvio che se citato la Russia come, diciamo, il nemico per antonomasia avrebbe escluso tutti gli altri, ma lei parla di generiche minacce. E non dimentichiamoci che dalla seconda guerra mondiale a oggi il peggior attacco militare che abbia subito l'Europa l'ha subito da una combina degli ucraini con gli Stati Uniti, e mi riferisco all'attacco del che praticamente ha impedito completamente qualsiasi distinguo nella politica dei vari paesi europei rispetto al conflitto in Ucraina, e a cominciare appunto dalla Germania, che si è trovata costretta a venire a più miti consigli. Teniamo conto che quella Germania, che è stata minacciata di sanzioni dagli Stati Uniti, dalla prima presidenza Trump, allorché aveva lanciato il progetto del Nord Stream 2. Quindi siamo andati la Germania aveva accusato gli Stati Uniti di una pesante ingerenza politica nei suoi affari anche interni. Di questo però ovviamente tutti si dimenticano. E quindi diciamo che la situazione attualmente cosa vede? Vede una team europea, una Meloni che non si capisce bene se a che partita stia giocando, e lo si è visto nell'incontro che ha avuto con Trump a Washington, dove ha fatto una gaffe che in Italia non è stata sottolineata, ma che è stata commentata ampiamente da diverse testate straniere. Cioè, nel momento in cui un giornalista italiano le ha chiesto di chiarire la posizione del suo governo, del paese, dell'Ucraina, lei ha usato un tono, delle espressioni relativamente a Putin che in quel contesto non erano politically correct. Ha definito un aggressore, a differenza di quello che tutto sommato si è ben guardato da diverso tempo a questa parte di fare Trump. E accortasi, siccome aveva risposto in italiano, ha tacitato in brutto modo l'interprete nel momento in cui questa stava appunto traducendo per Trump, che aveva richiesto, visto che la Meloni aveva risposto in italiano, aveva richiesto la traduzione. È intervenuta e ovviamente ha bypassato tutte le sue dichiarazioni relative a Putin. Poi alla fine, quindi diciamo, cerca in qualche modo di evitare di tenere un piede in due scarpe, da una parte con gli europei, da una parte con gli inglesi, poi arriva Starmer che nega l'interventismo promosso agli inizi di marzo, e poi alla fine cosa fa? Rompe di fatto il fronte europeo. Da qui gli elogi e le lodi sperticate di Trump. Perché? Perché quello che ha chiesto Trump all'Europa e a tutti i paesi che vogliono commerciare con gli Stati Uniti minacciando le sanzioni consistevano in cosa? Riduzione del deficit della bilancia commerciale e un aumento delle spese per quello che riguarda la difesa, maggiori acquisti da parte dei paesi che appunto commerciano con gli Stati Uniti. E la Meloni cosa ha fatto? Ha promesso 10 miliardi di investimenti degli Stati Uniti, di aumentare le importazioni per quello che riguarda materiali come anche energetici, quindi ad esempio il gas liquefatto, e in più appunto ha dichiarato la sua intenzione di aumentare la spesa militare per altri 10 miliardi. Morale della favola, il grande bilancio di questa missione è una genuflessione totale a quelle che sono le richieste degli Stati Uniti, ma non concordate evidentemente con gli altri paesi,
combinare, a smazzare il gruppo Unione Europea, che al momento Trump non ha voluto incontrare la von der Leyen, che è diverso tempo, sono mesi che cerca di avere un colloquio con lei, ha evitato la Meloni di mettersi in mezzo dichiarando i 5 giorni di lutto nazionale, non come qualche ingenuo ha pensato, perché la fascista voleva evitare di festeggiare il 25 aprile, ma perché il protocollo, quando si indicano i giorni di lutto nazionale, prevede che gli impegni di governo siano praticamente annullati. E siccome la visita Trump sarebbe stato a Roma per il 26, l'unico modo per riuscire a evitare di trovarsi nella spiacevole situazione di, magari sotto richiesta della von der Leyen o degli altri partner europei, di combinare un incontro o qualcosa con Trump, per dare un colpo a cerchio, una alla botte, per evitare di trovarsi in una situazione imbarazzante, che ha fatto: facciamo 5 giorni. Quindi Trump arriva, partecipa ai funerali, poi se ne va, non c'è nessun incontro. Se vuole incontrare qualcuno, ben venga, ma sono affari suoi, e lei si è trovata messa a ritardo. Però, conti fatti, in questo momento noi ci troviamo, come Italia, in una situazione abbastanza delicata. Perché di fatto Scusa, noi abbiamo ecco appunto, volevo chiederti, Chance, tu sei molto critico con la politica di Giorgia Meloni, volevo chiederti, ma tu anche spieghi come lei comunque cerchi di, diventando l'interlocutrice preferita di Trump, di essere un riferimento per gli altri leader europei, anche se io concordo con quello che hai scritto storicamente. Tu hai detto che è una tua opinione, permettimi di concordare, cioè gli Stati Uniti hanno sempre avuto il loro gendarme europeo nel Regno Unito. Faccio fatica a pensare che cambino. Ma volevo chiederti anche, appunto, che chance ha Giorgia Meloni di arrivare ad avere una posizione diciamo abbastanza strategica? E poi volevo ricordare, tu l'hai scritto e mi sono dimenticato, che ce ne dimentichiamo, io no, io so che l'ho sempre tenuto presente questo, ma tanti si riempiono la bocca a destra come a sinistra, e l'Italia, e si dimenticano che l'Italia è uscita, tu lo scrivi benissimo, è uscita a pezzi, in modo vergognoso dalla seconda guerra mondiale, ed è stata trattata giustamente, è uscita con dei trattati che hanno comportato la presenza di 120 basi militari sul territorio italiano, dove l'Italia non ha sovranità. E questo vuol dire che non si poteva fare altrimenti. Ma allora ti rilancio, faccio una domanda, perché sai, l'obiezione è ma è roba di 80 anni fa. Il problema è che cosa ha fatto l'Italia in questi 80 anni? Ma diciamo che l'Italia purtroppo in questi 80 anni ha fatto quello che poteva fare. Per certi versi anche la mia posizione critica nei confronti della Meloni non è una pregiudiziale nei confronti della Meloni. Mi rendo conto che non può fare diversamente. L'unico errore che secondo me fa strategico è quello di mantenersi troppo in vista. Secondo me dovrebbe lavorare più che altro dietro le quinte e eventualmente, appunto, interloquendo con gli uni e con gli altri, ma evitare di assumere posizioni che diventano ridicole nel momento in cui, come ha fatto alla Casa Bianca, si è proposta quasi come il partner privilegiato per Trump, per gli Stati Uniti, per la riedificazione del grande Occidente. E questo non lo si può fare, ma non perché non sarebbe anche, come dire, una legittima aspirazione, perché non abbiamo i numeri. Non ci sono i presupposti per una cosa di questo genere, e quindi l'unica cosa che noi poi andiamo a fare è che per essere in vista, per risultare visibili, cioè lei risultare visibile, e indubbiamente è una eccezionale promotrice di se stessa, e andare alla Casa Bianca e realizzare che cosa? A conti fatti ha ridotto di 20 miliardi i 64 miliardi di euro a favore, diciamo, il surplus commerciale con gli Stati Uniti. È un risultato praticamente di fatto nullo.
dal punto di vista politico, perché non la rende sicuramente gradita in Europa, al di là di tutte le chiacchiere. Tant'è vero che qualcuno ha detto che la Meloni ha come motto non il Make America Great Again, ma Make Italy Great Again, che basi non si sa, perché non abbiamo la stessa forza degli Stati Uniti, ovviamente. E per quello che riguarda le conseguenze di quel nefasto conflitto, noi ci siamo trovati purtroppo a pagare lo scotto di essere il paese occidentale che aveva al suo interno il più forte partito comunista. Quindi noi abbiamo avuto una politica che è durata appunto decenni, che era tutta all'insegna della guerra fredda. Quindi di fatto non c'è stata la possibilità di avere un governo che fosse rappresentativo di tutti, perché da una parte noi avevamo un governo occidentale, liberista, eccetera, eccetera, e dall'altro abbiamo avuto per decenni un partito che ha puntato in un modo o nell'altro, più surrettiziamente o meno, a creare un nuovo Stato socialista sul modello di quello sovietico, o diciamo temperato dello stalinismo dopo appunto la morte di Stalin. E questo di fatto ha fatto sì che la nostra politica sia stata una sequela di azione alla Don Camillo di Peppone, fatti vecchi che sono stati sugli aspetti teoretici, ma che dal punto di vista pratico sono consistiti in uno stop and go continuo, dove praticamente non si è pianificato nulla, né una politica energetica, né una politica industriale, né una politica estera. Perché? Perché a seconda del governo, a seconda del partito che riusciva a gestire, della coalizione che arrivava al governo, tutto era improntato semplicemente a garantirsi, a guadagnarsi il favore, il consenso popolare, e quindi aveva spesa a gogo e indebitamento a man bassa. E quindi noi paghiamo questo altissimo prezzo. Noi non abbiamo perso solo la guerra, noi abbiamo perso la guerra, l'abbiamo persa 2 volte, perché nel 1945 non l'abbiamo vinta, anche se ci piace raccontarci che tra il 40 e il 43 forse le nostre truppe andavano in giro per l'Europa come un gruppo vacanze Piemonte. L'abbiamo fatta, l'abbiamo persa nel 43, l'abbiamo persa nel 45 e continuiamo, abbiamo perso tutto il dopoguerra. Sarebbe ora di invertire un attimino la rotta. E l'Italia dovrebbe fare, secondo me, per le condizioni, nel mio modestissimo parere, fare quello che fecero altri paesi a suo tempo sul conflitto, come fece la Spagna, come fece la Svizzera, cioè essere un punto di raccordo di varie voci e vari interessi, ma senza parteggiare per gli uni o per gli altri, senza dimenticare l'altissimo debito, i grossi problemi che abbiamo anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista logistico e economico in senso lato, e quindi cercare di guadagnare quanto più è possibile facendosi ponte tra 2 mondi che si stanno confrontando, piuttosto che cercare di assurgere a un ruolo che al più potrà guadagnare alla Meloni, che cosa? Non lo so, quando tra 20 anni, 30 anni, visto che un'opposizione non c'è, crollerà il suo governo, a fare cose? Il Presidente della Commissione europea, il segretario generale della NATO? Ma sicuramente è qualche cosa per cui si sta candidando ottimamente. Per quello che riguarda l'Italia però non riesco a vedere una prospettiva, perché non vedo una strategia, soprattutto poi quando ci sono scivoloni come quello fatto, banalissimo finché si vuole, ma purtroppo che fa emergere queste debolezze tattiche, lo scivolone che le è capitato nel corso dell'incontro con Trump a Washington. Quindi fa quello che può, però potrebbe mantenere un profilo un attimino più basso. Mi sembra che sei stato chiarissimo. Potrei dire che di Andreotti ne nasce uno ogni 100 anni. Ma no, se poi pensi all'incontro che c'è stato adesso con Erdogan,
Cioè, sinceramente, non so su che basi sia stata rilasciata anche la dichiarazione relativa appunto agli esiti dell'incontro. Cioè, dichiarare che condivide la soluzione per la Libia proposta appunto da Ankara, ma ci vogliamo rendere conto che siamo stati buttati fuori? Lei all'epoca faceva parte di quel governo. E ci vogliamo rendere conto che in Libia sostanzialmente quello che comanda il generale Haftar, poi quello che resta sopravvive della Wagner, quindi i russi, poi abbiamo i turchi. Noi accettiamo e approviamo, ma detta papale, ma che se ne frega Erdogan di quello che a noi può andare bene o meno bene? Sembra un rispolvero più che altro di un lodo Moro, garantire che questo sarà rispettato in modo tale che Erdogan possa gestire al meglio i compattati adesso sunniti di Hamas con Al-Jolani in Siria. Un Al-Jolani di cui nessuno parla, e in questo contesto il nostro governo va a formare la polizia, va a formare diciamo l'apparato di protezione di Al-Jolani. Ma ci siamo dimenticati chi è Al-Jolani? Dobbiamo chiudere, professore, purtroppo abbiamo esaurito lo spazio. Allora io ringrazio come sempre il professor Silverio Allocca, e a risentirci presto, professore. A presto, buona giornata a tutti e un abbraccio a te. Ciao. Andiamo a chiudere. Voglio segnalarvi che Sveva ha individuato un sapido Borghi Aquilini su Mario Draghi, e ce lo ha riservato per il Qui Parlamento, che andrà in onda tra pochi minuti. Come dicono quelli bravi, state lì. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Cosa vuoi? Sono io, tuo fratello. Non l'hai capito dal tono della mia voce che questo lo so. Mi devi aiutare. Voglio sapere chi ha ucciso Ray King. Faccio quello che voglio quando voglio. Chi è armato è coccolato. Forse ho colpito troppo forte. Sei pronto? Sì. È una cosa di famiglia. The Accountant 2, dal 24 aprile al cinema. In fondo alla strada c'è un posto, fermo nel tempo. La morte segna una nuova notte in cui nuovi orrori ti attendono. Non fatelo entrare! L'unica via di fuga è sopravvivere fino all'alba. Che cos'è? Until Dawn, fino all'alba. Non abbiamo più eroi affidabili, ma abbiamo ancora bisogno di protezione. Vi presento un eroe invincibile, più forte della somma di tutti gli Avengers e che presto sarà conosciuto come l'eroe più potente del mondo. Perché un dio dovrebbe prendere ordini da qualcuno? È ora di mostrarti ciò di cui sono capace. Sentry ha perso il controllo, è pericoloso. Gli Avengers non ci sono, nessun altro potrà salvare il mondo. Potremmo essere noi a salvarlo. Aspetta, noi? Sì, voi. Perché avete altri impegni? Io lo amo. Bucky, hai le persone sbagliate. Tutti qui hanno fatto cose orribili. Potete cambiare qualcosa adesso o conviverci per sempre. Essere un eroe. Salvare le persone nelle strade. Non c'è vocazione più grande. Ragazzi, è finita la terapia? Facciamolo. Forse non vedete quello che vedo io. Ma questo team ha tutto per raggiungere la gloria. È inutile combattere. Voi non siete gli eroi più potenti del mondo. No, noi siamo i Thunderbolts! Kate Blanchett e Michael Fassbender in un avvincente spy thriller. Uccideresti per me, George? Farei qualsiasi cosa per te. Dal regista Steven Soderbergh. C'è una violazione. Chi è il sospettato? Tua moglie. Black Bag, doppio gioco, dal 30 aprile al cinema. Dal regista premio Oscar Mel Gibson. Agente Harris, le piace volare? Mark Wahlberg. Mai avuto un federale come passeggero? Mayday, Mayday, il pilota è un sicario. Un thriller adrenalinico. No, alzati maledetto! Siamo fottuti! Vi serve un pilota? Flight Risk, trappola ad alta quota. Dall'8 maggio al cinema. Eccoci allora. Sempre oltre la pagina, sempre Radio Libertà. Allora, vi ho detto un sapido Borghi Aquilini su Mario Draghi per qui Parlamento. Vediamo se sì, c'è un intervento. Maurizio, avete visto in Spagna e Portogallo la gestione dell'energia green totalizzante? Trump ha firmato per fermare nuove eoliche in Italia per interessi non chiari. Vedi a caso il Sud, Sardegna, Ravenna, con mega eolico marino, vergognoso e assurdo. A caso in mano costruttori spagnoli, ma nessuno se ne cura e nemmeno ne parla. Ok, mi arrendo. Grazie Maurizio. C'è stato comunque sì, ieri si parlava proprio del blackout e qualcuno appunto ha parlato della transizione energetica, della situazione nell'eolico in Italia. Non me ne sono, personalmente ho seguito poco, può essere un suggerimento, però due mani, due occhi e due gambe si fa quel che si può. Tieni presente anche Maurizio, personalmente, e anche con insomma la redazione di Radio Libertà, ma con Radio Padania era lo stesso, è molto scarna, quindi un bel lavoro di indagine come quello che dici sarebbe un bel suggerimento per chi ha una redazione dove lavorano 20-30 giornalisti e quindi si può dedicare un gruppo di 2, 3, 4 alla ricerca.
Vedrò comunque, adesso non prometto nulla perché poi si promette e poi magari non si mantiene. Intanto ti ringrazio perché così hai messo diciamo, in condivisione una notizia come questa. Vediamo se Soran aiuta a darti una bella risposta, una risposta più congrua. Questa non è Maurizio, a me, ma a parte l'amore, cosa ci impedisce di finire tutti in Dio? E finiscila di seminare dubbi, cacadubbi di un Soran, dannazione, non ti lascia mai tranquillo, mai. Valditara, per i corsi di sessualità a scuola servirà il consenso preventivo dei genitori, arresto in flagranza per chi picchia i prof. Lavoro, altri 650 milioni per la sicurezza, Meloni no all'indifferenza sulle vittime, ha ragione Mattarella. Stipendio medio da 700 euro, valuto ogni spesa, non voglio chiedere aiuto economico ai miei figli. E poi io, lavoratore povero, tempo indeterminato, 1200 euro, a fine mese conta le monete. Andiamo avanti. Meloni, altri 650 milioni per la sicurezza sul lavoro, l'8 maggio il governo incontra i sindacati, questa apertura ANSA, vediamo cosa tratta Dagospia. Lei, come sopravvivere a una sputanation ed essere felici. Cristina Seimandi, l'imprenditrice diventata famosa per il video in cui l'ex compagno Massimo Segre ha rivelato il suo tradimento da scaricata, ha pubblicato un libro per raccontare come ha reagito allo scandalo e all'ondata di odio sui social. Dopo quel video con Massimo non ci siamo più visti né sentiti. Sul momento ero preoccupato che lui stesse male. Non credevo alle mie orecchie. Oggi ho ritrovato l'amore, eccetera. Comunque adesso ho scritto anche un libro. Carletto preferisce petrodollari ai brasileieri. Secondo i media spagnoli, Ancelotti avrebbe respinto l'offerta per guidare la nazionale del Brasile. Il tecnico di Reggiolo, che deve ancora trovare l'accordo per la risoluzione anticipata con il Real, dopo che si è visto respingere una richiesta di indennizzo da 4 milioni di euro, potrebbe capitolare davanti alla maxi offerta arrivata dall'Arabia Saudita. Si parla di 50 milioni di euro netti a stagione. A Carlet, a ricordati di chi ti ha voluto bene. Carletto, un addetto stampa, non so qualsiasi cosa, un cantastorie. Mamma mia, 50 milioni di euro a stagione. Vabbè. E ancora... Fiume di parole per Parolin, il segretario di Stato continua a tessere la tela in vista del conclave, è una figura di mediazione tra i progressisti e i conservatori all'appoggio dei leader globali, da Erdogan a Xi, da Meloni fino a Macron. Unica eccezione è Israele. Parolin, di fronte ai 30.000 morti di Gaza, parlò di sproporzionata reazione dello Stato ebraico. Il disgelo con la Cina è stato visto come un cedimento al regime comunista dall'ala conservatrice della Chiesa. La riconoscete dai provoloni plastificati? Lo scorso mese è diventata madre per la 4ª volta. A dicembre la 38enne ha mollato il suo acquattissimo compagno, padre della neonata, e da allora i contatti sono ridotti al minimo. Chi è? Megan Fox. Megan Fox, che è una cantante americana, mi sembra. Una cantante, sì. E cos'è? Una modella. È abbondante. È piuttosto abbondante. Vabbè, non c'è mica niente di male. Invece qua il male c'è. Il killer di Monreale, Salvatore Calvaruso, il killer della strage di Monreale, sostiene di aver sparato solo perché è stato colpito mentre cercava di scappare dopo la rissa. Per gli investigatori sono 10 palermitani rimasti coinvolti nello scazzo, c'è scritto, ma non è la parola giusta, finito nel sangue. E su TikTok un presunto testimone posta gli audio in cui racconta la sua versione dei fatti. I palermitani sono tornati con i ferri e hanno iniziato a sparare. Salvo mi è morto tra le braccia, sono scioccato, aveva una ferita al collo, mi chiedeva aiuto, io non sapevo cosa fare. Fermiamoci qua allora, sono le 14:13. Ci sono ancora dunque
qua. C'è Manzoni che è tornato, si vede, Manzoni è tornato, Manzoni strike again. Si vede poco per via della distanza, ma sono 300 pale eoliche dove vivo io e sono solo una parte. Quindi ha ascoltato il messaggio di Maurizio. Sì, aspetta, non riesco. Aspetta, non si vede nessun. Magari, Chiara, credo che si possa mandare in condivisione questa immagine perché non c'è nulla di riconoscibile, salvo il fatto che, e ringrazio il nostro ascoltatore Manzoni, c'è questa foto di paleoliche e lui vive in Spagna, nella grande, in un'isola, insomma, e fa vedere appunto quello che ci diceva anche Maurizio. Poi, se le cose non funzionano perché vengono gestite, se il blackout deriva dal fatto che vengono gestite male, e poi come diceva Maurizio, in Italia ci sono paleoliche che vengono gestite da tecnici spagnoli, parliamone. Allora, intanto grazie a tutti e due gli ascoltatori, togliamo la condivisione, Sveva, e andiamo a vedere velocemente. C'era anche un altro messaggio. Allora, solo un istante, tra poco, eccoci qua. Arabi sono camerieri arricchiti con il petrolio scoperto dagli europei, altrimenti giravano ancora con i cappelli, con i cammelli, sì, cappelli. Beh, no, eroici è una parola grossa, Maurizio. Però no, è per spiegare che è più complicato, no? Andare a parte che, per esempio, ti dico la verità, Maurizio, io non sarei comunque un giornalista di indagine, perché fin da quando ho cominciato ho seguito altri tipi di. Certo, magari sono in grado di risalire alle fonti, per carità, quello chi non lo impara non lo sa già, ma comunque, per esempio, io non sarei molto, diciamo, adatto a un compito del genere. Insomma, non sarei Amadori della verità. Ma lui è forse anche, anzi, è il maggior giornalista d'inchiesta che ci sia in Italia, il più grande di tutti. E c'è qualcuno al Domani che gli sta bruciando, gli sta Ierodes dicendolo, lo dico io, per carità. Ci fermiamo? No, non ci fermiamo, no, assolutamente. Borghi Aquilini, un imperdibile Borghi Aquilini su Mario Draghi. Ascoltiamolo insieme, che c'è da divertirsi. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Segui la Lega prima che la Lega segua te, Anna Marciano, prima che la Lega seguisca te. Allora, ho introdotto la sigla di Segui la Lega, o che seguisca te alla Pellegrina. Sigla. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Cioè, vale la pena venire al mondo, nascere, dire che la vita è un dono per diventare dei vecius inseminis. Inseminio non è una brutta parola, è sia veneto che friulano. Significa che ha perso il senno, e quindi potrebbe essere inscemito, ma è anche brutto, no? Che ha perso il senno. Andiamo avanti, sono sul sito legaonline.it, scritto Lega Online. Sì, mi piace piangermi addosso, ma è anche divertente, tiene compagnia, così non hai bisogno della compagnia degli altri, quindi non sei ricattabile dalla solitudine, almeno quello. Prima che la Lega segua te, e sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Torniamo immediatamente seri, perché qui ci sono delle cose importanti da ricordarvi. Intanto la firma per sostenere le forze dell'ordine, i tutori della legge. Difendiamo chi ci difende, difendiamo chi difende gli italiani. Raccolta firma è una raccolta che è importante, è interessante e anche importante, perché queste firme vanno a dare comunque un peso politico alle proposte nel DDL sicurezza. Sapete, un'unità ha iniziato lo sciopero della fame contro il DDL sicurezza. Nel DDL sicurezza ci sono delle parti che prevedono finalmente di intervenire contro quelli che occupano le case, perché non si può finora. Ho capito che la Salis e quelli dell'unità stanno dalla parte, da che parte stanno, questo meglio non dire, cioè lo si capisce, non serve dirlo, però invece io sto dalla parte di quelli che la casa se la trovano occupata, e quindi penso sia importante che questa firma contribuisce. Poi il calendario della Lega, iscriversi alla Lega, facilissimo, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, poi codice fiscale richiesti, quindi vi verrà recapitato la maggiore per via postale. Ma se di mezzo ci sono poste italiane, io mi pregio di raccomandare ampli, profondi, calorosi gesti apotropaici alle femminucce, maschietti, a tutti i sessi previsti e anche a quelli non previsti. La tessera Lega Salvini Premier, l'auto di determinazione civica, il D43, non ti costa nulla. Sono soldi che sono già in possesso dello Stato, ma noi possiamo dirgli dove spenderli. Essendo questa una redazione della Lega, noi con grande gioia indichiamo il D43 da scrivere nella tua dichiarazione dei redditi di Domodossola. 4, dai, la facciamo stasera la pizza 4 stagioni insieme ad amici, parenti e compagni di merende. 3 di numero perfetto, D43, anche venerdì ci sarebbe lo spazio per la pizza 4 stagioni. D43, quindi mi raccomando, nel tuo 2 per 1000. E infine le apparizioni radio televisive di loro, gli eroi della Lega. Guarda qua, Vio di Lucca, già venerdì alle Vio di Lucca, non è una bestemmia, vuol dire guarda qua. L'aria che tira sulla 7 alle 11 del mattino, proprio con Claudio Borghi. Domani, che è il 1 maggio, festa del lavoro, e chi se non il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon su Rai Radio 1 alle ore 10:10. E poi abbiamo ancora sabato doppietta di Claudio Durigon a Il Timone, giornale radio alle 10:30 del mattino. Martedì 6 maggio invece rubrica economia, Sky TG24 ore 17:15 con il sottosegretario Massimo Bitonci. Possiamo andare in pausa all'intervallo e poi riprendiamo tra 5 minuti circa con Corrado Ocone e parliamo del conclave.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno Semi, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico? Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Bronco Free è la soluzione ai vostri problemi. Oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Bronco Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie? Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Sempre oltre la pagina, sempre Radio Libertà in simultanea con noi quando sono scoccate le 14.37. Oggi abbiamo come ospite Corrado Cone e lo possiamo leggere anche su Libero in un articolo dove ha firmato un articolo che parla, leggo il titolo, è Donald che difende la libertà accademica. Ma noi facciamo un passo indietro, torniamo a un suo editoriale di qualche giorno fa e parliamo del conclave, perché in questo articolo il dottor Ocone si pone delle domande fondamentali: dove va la Chiesa, e poi anche sono fondamentali per noi perché la Chiesa rappresenta probabilmente l'ultima autorità morale, che lo valga o meno, comunque gli occhi del mondo la guardano in quel modo. E Ocone parte dai 3 papi, no? Giovanni Paolo II, Ratzinger e Francesco. Allora, intanto, scusate. No, non è il fumo. Mi sto soffocando. Non sono un vecius bolsegon, ma sono un vecchio che si stava soffocando da solo come un cretino. Allora, smettiamola col sottoscritto, molto meglio, assolutamente, anzi, Corrado Cone, perché adesso fatto le mie battute. Gli interrogativi, Corrado Cone è uno studioso, ha scritto saggi sul pensiero liberale e quindi il suo contributo è importante, è molto importante per darci fare un po' di chiarezza, ammesso che sia anche possibile, perché naturalmente l'argomento è sconfinato, immenso, è tremendo anche, perché appunto riguarda, secondo me, anche lo spirito dell'individuo, lo spirito umano, non solo il santo spirito. Allora, dottor Ocone, intanto bentornato e grazie per essere qui con noi. Buongiorno. Sì, in effetti quello è stato un articolo scritto proprio, come posso dire, a caldo, in sostanza, dove io però cercavo già di collocare, perché è uscito il giorno dopo la notizia, insomma, della morte, io cercavo già di collocare storicamente questo papato, perché è stato un papato particolare, contraddittorio, però su molti aspetti è stato contraddittorio, perché
sicuramente il Papa aveva una simpatia per i progressisti anche a casa nostra. Abbiamo visto prima dialogare con Scalfari, poi andava diverse volte alla trasmissione di Fazio. Ovviamente non so fino a che punto, rendendosi conto di come questi progressisti italiani tendevano a strumentalizzarlo appunto per i loro fini politici. Però Bergoglio non è solo questo. Bergoglio ha usato parole sicuramente di apertura verso il mondo moderno, secondo una linea che in qualche modo era già quella propria del cardinale Martini, però è stato anche molto preciso su alcuni punti del dogma, cioè usando anche parole forti. Questa era un po' sua caratteristica, quella di usare parole forti e di avere un linguaggio anche aspro, però ha usato parole forti sull'aborto, sui medici che aiutano ad abortire, ha usato parole forti anche sulla cultura woke, cioè addirittura ha parlato di colonizzazione delle coscienze e ha detto esplicitamente che rappresentava un vero pericolo. E poi ha avuto, quindi diciamo un Papa sicuramente contraddittorio, ma i due elementi forse più caratterizzanti da un punto di vista politico di questo Papa sono stati la ricerca della pace e l'idea di una immigrazione diciamo senza confini. Sono due elementi che sono diventati subito politici e che in qualche modo insomma hanno fatto discutere, ma ecco, il fatto che io osserverei che un Papa probabilmente non poteva fare altrimenti, perché diciamo il Papa è sicuramente il capo di uno Stato ormai sempre più piccolo e sicuramente svolge un ruolo politico, però un Papa è soprattutto diciamo un pastore di coscienze, come posso dire, quindi in qualche modo insomma per il cristianesimo la pace dovrebbe essere assoluta perché appunto ogni uomo ha uguale dignità e insomma uccidere qualsiasi persona insomma comunque è un crimine e anche l'immigrazione dovrebbe essere assoluta perché ovviamente per il Papa non esistono confini perché siamo tutti figli dello stesso Dio, eccetera. Quindi sono due posizioni da un punto di vista cattolico abbastanza prevedibili. Però ecco, diciamo che possono avere anche poi un significato politico, l'hanno avuto, però ecco, diciamo, io penso sempre che la saggezza dell'Occidente sia stata sempre un po' quella di in qualche modo di mediare fra le esigenze diciamo, come posso dire, della coscienza, quindi le esigenze ultraterrene e le esigenze invece della politica, le esigenze di questo mondo, perché come spesso si dice, le strade del paradiso, le strade dell'inferno possono essere insomma possono avere un selciato fatto di buone intenzioni, diciamo così. E in effetti quindi questo lo ha spiegato molto bene per esempio Max Weber quando ha distinto fra etica della convinzione e etica della responsabilità. Un pastore di anime deve fare riferimento all'etica della convinzione, cioè però un politico non può limitarsi all'etica della convinzione, deve soprattutto essere responsabile delle proprie azioni, quindi deve ragionare anche sulle conseguenze. E questo è il caso dell'immigrazione. È chiaro che in un mondo, diciamo, assoluto, spirituale, tutti dovrebbero essere liberi di transitare da un posto all'altro del mondo, però se sono nati confini, se sono nate le condizioni, eccetera, è perché appunto una situazione del genere
creerebbe delle conseguenze imprevedibili da un punto di vista politico, sfalderebbe le comunità e creerebbe paradossalmente ancora più crimini di quanti insomma ne potesse creare la situazione precedente. Quindi il Papa rappresenta in qualche modo un mondo spirituale, non può non parlare di pace, non può non imprecare a una resa senza condizioni, non può non parlare di frontiere aperte. Al politico sta il compito di mediare queste esigenze spirituali con la concretezza e la durezza dei fatti, e quindi guardare soprattutto alle... Ecco, però la cosa forse più interessante e che poi si è molto parlato, poi veniamo un po' più un discorso sui papi, pure di questa presenza di Trump, che è stata, insomma, Trump è una persona di grande intuito politico e non solo politico, ovviamente insomma la posizione di Trump sull'immigrazione era del tutto diversa da quella del Papa, che più volte lo ha criticato. Però ecco, io, a parte questo, ci sono secondo me due elementi, oltre al dato politico, che buona parte dell'elettorato cattolico ha votato Trump, e quindi Trump è molto attento, diciamo, al suo elettorato, e quindi in qualche modo era dovuto la sua presenza a Roma. Però ci sono due elementi che paradossalmente accomunano poi queste due persone molto, molto diverse. Il fatto che a Trump gli si può imputare tutto, sia dal punto di vista dei toni ma anche dei contenuti, però quello che insomma va detto è che anche Trump crede fermamente cioè che Trump insomma detesta la guerra e l'uccisione di civili. L'ha ribadito pure nel messaggio che ha scritto subito dopo la visita a Roma alle esequie del Papa. Cioè Trump nel suo primo quadriennato non ha fatto una guerra, ha cercato dovunque accordi, ora sta cercando di chiudere le guerre, e nel suo discorso quello che si pone è sempre il problema delle morti civili. E quindi questo lo ha avvicinato di fatto poi al Papa, così come lo avvicina, con tutte le differenze del caso, un'attenzione concreta per i deboli, per i poveri, per gli emarginati. È l'uomo dimenticato, come sappiamo, il referente diciamo politico di Trump. Però detto questo, quindi questo Papa è un Papa contraddittorio, però con alcune idee ben precise, un modo di comunicare particolare, una simpatia per i progressisti che però non corrispondeva ad un'adesione al loro programma. Quindi Papa Francesco è stato tutto questo. Però ecco, io quello che poi nell'articolo tenevo a sottolineare, è il fatto come la Chiesa riesca ad esprimere i papi che hanno delle sensibilità molto diverse fra di loro, ma come in qualche modo l'essere comprensivo della Chiesa non può essere ridotto alla sensibilità specifica di ogni Papa. Ora si dice, insomma, così nella retorica, nella melassa del discorso pubblico, che come sappiamo non ci abbandona mai, si dice sempre: non si deve tornare indietro, la lezione di questo Papa deve restare indelebile. È una stupidaggine, cioè la Chiesa non ragiona per avanti e indietro. In 2000 anni insomma, di vita, insomma, c'è di tutto, come sappiamo, però quindi una stupidaggine non significa nulla tornare avanti o tornare indietro. Anzi, la Chiesa in qualche modo ha avuto spesso la riuscita ad aprire possibilità che nessuno si aspettava, eccetera. E quindi siamo passati da un Papa, come posso dire, politico nel senso alto e nobile del termine, Giovanni Paolo II,
ad un papa più a un papa teologo quale Benedetto XVI, ad un papa di strada, diciamo così, come voleva essere Francesco, ma poi lo era fino a un certo punto. Si veda solo come la mano ferma con cui poi ha amministrato la Chiesa. Ecco, io credo che la Chiesa debba soprattutto, credo che i cardinali in conclave ragioneranno su due elementi. Uno, in qualche modo, tenere unita questa comunità, cioè far sì che tutte le sensibilità si sentano in qualche modo rispecchiate, tutelate, quindi probabilmente non si sceglierà una figura di rottura radicale, eccetera, con posizioni radicali. E il secondo elemento che non si può non tener conto è di come far sì che la Chiesa, che insomma ha sopravvissuto per 2000 anni in condizioni storiche diversissime, possa sopravvivere anche all'età che viviamo e che si preannuncia un'età di grandi trasformazioni non solo tecnologiche ma proprio di mentalità, e non solo sopravvivere ma anche in qualche modo allargare, cioè fermare diciamo quella emorragia sia di vocazioni sia di peso complessivo nella mentalità generale che avviene da un po' di anni e sono due problemi che Francesco ha risolto solo in parte, soprattutto il secondo, cioè è come se la Chiesa, dopo aver provato senza successo la via teologica e contemplativa legata alla tradizione di Benedetto, avesse provato la via più aperta al mondo moderno, ma comunque nel modo o nell'altro le chiese continuano a restare vuote, le vocazioni diminuiscono, quindi la Chiesa è sempre più di minoranza, una minoranza forte, influente. Quindi il nuovo Papa, insomma, sostanzialmente dovrà affrontare anche questo problema, come posso dire, epocale in qualche modo. La interrompo, dottor Occone. Mi sembra che, anche riassumendo il percorso degli ultimi tre papi, mi sembra che il dilemma, mettendola giù in soldoni per carità, sia tra una chiesa popolare e una chiesa prestigiosa. Ci sia la necessità di capire. Noi abbiamo visto il prestigio allora, l'ha scritto anche lei nell'articolo, non si misura in popolarità mediatica il valore di un papa, ma usandola come metodo di misura con tutte le cautele del caso. Noi abbiamo visto che comunque, anche se hanno detto che Ratzinger non piaceva a quelli che piacevano, eccetera, la sua scomparsa, anche dopo anni che non era più papa, ha suscitato forte e intensa emozione e reazione. Papa Francesco, che non piace ai fedeli, dice, piace ai laici, ha suscitato grandissima emozione. Allora, sono stati due modi chiaramente anche diversi, anche se nel 1967 non era cardinale, era solo professore, solo tra virgolette, era professore. Ratzinger scriveva che il futuro della Chiesa, con la montante entrante globalizzazione e materialismo, il futuro della Chiesa era quello di tornare alle origini, perché non avrebbe retto le competizioni col sistema, tornare alle origini, tornare alla spiritualità, tornare ai poveri. Quindi Ratzinger nel 1967, non Bergoglio nel 2024. Credo che quindi un papa non possa essere esclusivamente popolare o esclusivamente prestigioso, ma è comunque l'equilibrio, la direzione tra queste due indicazioni, mi sembra uno dei nodi che questo conclave dovrà affrontare, credo, con modesta umiltà, lo dico. Io infatti parlavo di sensibilità, quindi di tendenze, ma sono tendenze mai nette e comunque fanno parte di un tutto dove la Chiesa è autorevole, prestigiosa, come dice lei, ma anche popolare, è stata sempre questo, si è messa sempre attraverso questi due poli. No, forse però il problema veramente grosso che ora si trova ad affrontare la Chiesa è appunto il senso del sacro, perché la nostra sembra essere un'epoca completamente avulsa da ogni
cognizione della sacralità, un'epoca che vive nell'eterno presente, eccetera. Ma questo è vero solo in parte, per due motivi. Uno, perché anche se la narrazione che noi ci diamo è di una società secolarizzata, dei miti, senza miti, in effetti l'uomo senza miti non può vivere, miti nel senso anche positivo del termine, e l'epoca contemporanea è piena di tanti falsi miti, ma è piena anch'essa di miti, forse addirittura più delle altre epoche. E il secondo problema fondamentale, secondo me, che bisogna porsi è che appunto questo, che poi sia latente questa ricerca di un senso e del sacro lo si vede proprio appunto quando muore un papa o in altri eventi, la partecipazione popolare che comunque è innegabile c'è. Quindi secondo me il problema fondamentale è quello di trovare le vie per riattivare il senso del sacro, perché sicuramente una Chiesa che si riduca a fare solo carità non è la Chiesa, è un'altra cosa, è una sorta di ONG. La Chiesa, la carità è importantissima nella Chiesa, ma la Chiesa soprattutto deve testimoniare il senso del sacro. Il senso del sacro si può dimostrare in vari modi, ecco, però in che modo oggi lo si può testimoniare insomma in un'epoca secolarizzata per una parte, scristianizzata per un'altra, ma non per questo priva di una, seppure in modo latente, di una sensibilità religiosa. Ecco, quindi è soprattutto a queste domande che dovrà rispondere il nuovo Papa. E quindi dovrà essere una personalità sicuramente autorevole e prestigiosa e non so insomma se verrà fuori, se la Chiesa riuscirà, ma tante volte poi la Chiesa ha pure sorpreso, ecco, per esempio mi ricordo che quando fu eletto Papa Benedetto XVI si diceva sostanzialmente, dopo il suo discorso, il discorso che si fa di solito prima del conclave Prodiligento Romano Pontefice, mi sembra si chiami, e lui insomma prese delle posizioni molto nette, tanto che si disse non diventerà mai Papa perché è troppo sbilanciato, e poi lo è diventato. Quindi la Chiesa sa sorprendere quando ci si aspetta una cosa, e quindi l'effetto sorpresa potrebbe sicuramente esserci. Bisogna vedere se appunto l'alchimia magica che ha fatto la grandezza del papato, della Chiesa, cioè anche questa volta funzioni. Io poi devo dire la verità, una figura straordinaria è stata pure quella di Giovanni Paolo II, perché Giovanni Paolo II era proprio come diceva, era una persona che riuscì, ecco, diciamo, la Chiesa sotto Giovanni Paolo II ha avuto un sussulto di vitalità non indifferente, perché pure il giubileo promosso da Giovanni Paolo II, la capacità di incidere nel mondo giovanile non è affatto paragonabile a quella dei due papi successivi, e Giovanni Paolo II era un papa che riuniva nella sua personalità un po' tutte le sensibilità della Chiesa, non solo, ma poi ha svolto pure, non dimentichiamo, è stato un personaggio storico perché ha avuto un ruolo nella caduta sostanzialmente dell'avversario del materialismo ateistico, del comunismo, quindi dell'avversario, di uno degli avversari principali della Chiesa cattolica. E quindi, ecco, probabilmente è di un nuovo Giovanni Paolo II che abbiamo bisogno, cioè un pontefice che è anche un politico, ma appunto faccia una politica di alto cabotaggio, anche perché siamo in un mondo che è abbastanza orfano di leader, almeno nel mondo occidentale. Quindi devo chiudere.
Trovare una persona di quel genere potrebbe significare per la Chiesa anche offrire qualcosa anche a questo mondo che è il nostro mondo occidentale. Allora, io devo chiudere, abbiamo esaurito lo spazio. Fatemi ricordare Albino Luciani, che per me è stato una figura che mi aveva colpito moltissimo quando ero molto giovane, e fatemi ringraziare Corrado Ocone, anche oggi sulle pagine di Libero. Dottor Ocone, grazie e risentirci a presto. Grazie. Siamo alle conclusioni. Stavo perché che maleducato, mamma, proprio un contadinati sospiri. Allora, salutiamoci. Queste sono altre, si vedono meglio. Sempre Manzoni che fa delle foto di pale eoliche in Spagna. Grazie anche a lui. E poi basta, stop. Ringrazio Sveva e ringrazio tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Avete ascoltato Oltre la pagina.